Verificare la propria positività o meno al Covid diventa più facile. Presto lo si potrà fare anche in farmacia. La Giunta regionale ha approvato infatti il protocollo con le farmacie che, aderendo su base volontaria, potranno, in spazi adeguati, effettuare test rapidi a chi lo richieda, senza peraltro la necessità di presentare una prescrizione medica. Le farmacie devono, come dicevo, garantire degli ambienti consoni e quindi prevedere, se no, di utilizzare gli spazi fuori dagli orari di apertura, quindi alla sera, quindi organizzarsi eventualmente. Devono avere il personale sanitario, quindi devono procurarsi il personale sanitario, quindi l'infermiere che può effettuare il tampone rapido antigenico, e poi devono inserire l'esito del tampone rapido antigenico, sia che sia positivo o negativo, all'interno del portale regionale. Proprio l'esito dei tamponi, intanto, quindi il numero di positivi in Veneto rispetto ad altre regioni, continua a far discutere a livello nazionale. Ma non è vero, spiega dati alla mano il segretario generale alla Sanità del Veneto, Luciano Flor, che si tratta di cifre alte, un fatto dimostrato partendo dai numeri di oggi. 13% per voi, che è quello di oggi, fa 36? Chi è che ha detto 36? Chi ha detto 36 non è capace di fare questa operazione. I dati non sono inventati, sono pubblici i dati. A me dà fastidio che si voglia continuamente cercare un punto dove trovare un appiglio. No, per dire, rendiamo noti tutti gli andamenti, rendiamo noti tutti i dati,